I 10 comuni costieri veneti, 7 in provincia di Venezia e 3 in Polesine, hanno dato vita a un nuovo ente. La conferenza dei sindaci del litorale veneto, istituita da una legge regionale, riunisce da nord a sud le amministrazioni di San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia, Chioggia, Rosolina, Porto Tolle e Porto Viro. In realtà noi ci trovavamo già dal 2012 come forma di, chiamiamolo, di condividere le nostre idee, le nostre strategie. Avevamo bisogno di uno strumento che ci rendesse più efficaci, più efficienti, più veloci, che ci facesse passare velocemente attraverso i consigli comunali per affrontare ad esempio i temi come l'erosione costiera, i fondi strutturali europei, i contratti di lavoro dei nostri dipendenti stagionali, la tutela ambientale e così via. La vocazione turistica è resa evidente dai dati del settore. I comuni del litorale hanno accolto quasi la metà dei turisti che nel 2015 hanno soggiornato in Veneto, con 8 milioni di arrivi e oltre 34 milioni di presenze, il 54,4% di quelle registrate nell'intera regione. Si tratta di un territorio omogeneo, nota il vicepresidente della regione Gianluca Forcolin, con questioni da affrontare che sono le stesse per tutti, al contrario di quanto avviene per altri enti. Io ero e sono ancora scettico sull'istituzione della città metropolitana, tanto più quella di Venezia, che ha un territorio assolutamente eterogeneo rispetto a 900.000 abitanti, dei quali solo 300 vivono a Venezia e gli altri 600 sono estremamente lontani da questa realtà. Per cui credo che la nostra Costituzione oggi invece tocchi temi fondamentali, concreti, che oggi gli operatori economici, il mondo delle partite IVA, ma non solo questi, hanno da affrontare tutti i giorni.